Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Maxi operazione antimafia a Palermo, 26 arresti tra boss e affiliati del mandamento di Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia. Sono accusati di gestire un vasto traffico di droga anche dal carcere. Smantellata a Castelvetrano nel Trapanese un'organizzazione criminale che gestiva corse clandestine di cavalli in un ippodromo abusivo, 12 gli indagati e 5 misure cautelari, documentati dopaggi e gravi maltrattamenti sugli animali. Sparatoria nella notte a Mister Bianco nel Catanese, 2 persone a bordo di scooter si sarebbero affrontate esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco, nessun ferito, indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica e il movente. Maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e corruzione nei confronti di una 13enne nel Catanese, arrestata la madre della ragazzina e il convivente. L'indagine è partita da una segnalazione scolastica. Un'auto urta un mezzo di cantiere e investe 3 operai. Questa mattina sulla statale 514 Ragusa-Catania, i feriti trasportati all'ospedale di Ragusa, nessuno sarebbe in pericolo di vita. A Catania riemerge la spiaggetta di San Giovanni Licuti, sepolta nei mesi scorsi dal ciclone Harry. Ruspe al lavoro per liberare l'Arenile. I catanesi tornano a riappropriarsi di uno dei simboli dell'estate etnea. Calcio al Barbera, il Palermo cerca la rimonta contro il Catanzaro, serve una vittoria con 3 gol di scarto per volare in finale playoff, presenti oltre 30.000 tifosi. Serie C, il Catania stasera al Massimino affronta il Lecco nel ritorno dei quarti playoff. Dopo lo 0-0 dell'andata, i rossazzurri basta non perdere per conquistare la semifinale. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio, l'appuntamento dalle 20 su Telecolor con diretta stadio. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con una maxi operazione che arriva da Palermo, le mani della mafia sulla droga. 26 le misure cautelari, l'inchiesta della polizia ha svelato l'esistenza di 2 organizzazioni criminali con base nei quartieri di Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia. Ma sentiamo Marco Gullà. Nonostante erano detenuti, continuavano a gestire gli affari della droga. I boss mafiosi a Palermo del mandamento di Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia gestivano i traffici di droga che continuano ad essere la principale risorsa economica per le cosche mafiose. Sgominata un'associazione che importava grossi carichi di cocaina e hashish che arrivavano da Roma attraverso un albanese o dalle coste calabresi. Sono 26 gli arresti eseguiti la scorsa notte dai carabinieri del ROS e dai poliziotti della squadra mobile che hanno eseguito tra i quartieri Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e villaggio Santa Rosalia. Gli stupefacenti che riempiono le piazze di Palermo arrivavano anche dai grossisti della Campania. Nel caso di Santa Maria di Gesù c'è anche un fornitore albanese di cocaina con base operativa a Roma. La droga si conferma quindi uno dei business principali per Cosa Nostra, un business che i boss mafiosi gestiscono anche durante la detenzione in carcere. I protagonisti di questi affari criminali avrebbero continuato a gestire i contatti con i fornitori utilizzando la piattaforma Signal. Avevano anche una chat ribattezzata i fuorilegge. Nelle comunicazioni parlavano poi in codice, la droga era 007, bianca, minuti o anche palline. Corse di cavalli su un ippodromo abusivo, smantellata a Castelvetrano nel Trapanese, un'organizzazione criminale dedita alle corse clandestine, 5 misure cautelari. Adelaide Barbagallo. Cavalli dopati e spronati a correre all'impazzata, smantellata a Castelvetrano un'organizzazione criminale che gestiva corse clandestine su un ippodromo abusivo. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha emesso 5 misure cautelari, un divieto di dimora in Sicilia e 4 obblighi di firma, 12 in totale gli indagati. Le indagini, nate da una denuncia ambientalista e supportate da telecamere e intercettazioni, hanno svelato un sistema coordinato tramite chat online. Sulla piattaforma venivano reclutati i fantini, stabilite le partenze e diffusi video delle gare. Particolarmente allarmante è stato quello che è emerso in merito alla tenuta degli animali, all'allevamento e all'allenamento. Animali a cui venivano somministrate sostanze dopanti estremamente pericolose per la loro integrità fisica, volte ad alterarne le prestazioni sportive.
e animali che molto spesso durante le competizioni subivano infortuni particolarmente gravi. Durante una gara un animale ha riportato la frattura di una zampa. Ed è stata una notte di fuoco nel catanese a Misterbianco, comune appunto della provincia etnea. 2 persone in scooter si fronteggiano a colpi di pistola. Non c'è alcun ferito. Appena un mese fa altri spari. In quel caso era stato gambizzato un giovane di 18 anni. Il servizio. Il silenzio della notte è spezzato dal fragore delle esplosioni e dal rombo dei motori. Torna a farsi sentire il rumore delle armi a Misterbianco. Il popoloso comune alle porte di Catania è stato teatro nelle scorse ore di uno scontro armato. L'allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte nella frazione di Lineri. In via Lenin si è consumato quello che gli investigatori ipotizzano essere stato un vero e proprio conflitto a fuoco tra fazioni opposte. Secondo le prime ricostruzioni, l'azione avrebbe coinvolto almeno 2 persone che si sono fronteggiate a bordo di altrettanti scooter. Dopo aver esploso i colpi, i malviventi si sono dileguati a folle velocità nel buio, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della tenenza di Misterbianco e i militari di Fontanarossa hanno trovato in strada 4 bossoli. I proiettili hanno centrato in pieno 2 utilitarie parcheggiate lungo la via, danneggiate, dicono gli inquirenti, per puro caso. Restano da chiarire la dinamica esatta e il movente. Si è trattato di un tentativo di omicidio fallito per un errore di mira o di un avvertimento in stile mafioso. Al momento non risultano feriti. I carabinieri scavano negli ambienti della criminalità locale. Le indagini sono coordinate al comando provinciale di Catania. Solo un mese fa, sempre a Misterbianco, altra sparatoria, gambizzato un ragazzo di 18 anni. E andiamo a una storia davvero terribile nel catanese ad Acireale. I maltrattamenti e la violenza sessuale erano all'interno di una famiglia nei confronti di una ragazzina di 13 anni, arrestati la madre e il compagno, ma l'indagine è stata avviata dopo la segnalazione che è partita dalla scuola. Tonino De Mana. Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. È una storia triste quella che arriva da Acireale e che riguarda una ragazzina di 13 anni vittima di abusi tra le mura domestiche. Sono pesanti le accuse contestate dalla Procura di Catania ad una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni ed una romena di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione di un istituto comprensivo di Acireale. La Procura ha disposto l'ascolto protetto della vittima. Dal suo racconto sarebbero emersi gravi elementi che hanno portato all'immediato allontanamento della ragazzina dal nucleo familiare con il contestuale collocamento in una struttura protetta. Le indagini affidate al commissariato di Acireale sono proseguite con l'attivazione di diverse attività di intercettazioni nei confronti di 2 indagati, la madre e del patrigno della bambina, entrambi rinchiusi adesso nel carcere catanese di Piazza Lanza. La Procura di Sciacca ha disposto l'autopsia sulla giovane coppia di sposi americani in viaggio di nozze in Sicilia, morti giovedì in un incidente sulla statale 115, travolti da un'auto mentre erano a bordo di uno scooter. Il conducente del veicolo coinvolto nello scontro è indagato per omicidio stradale. E c'è stato un incidente stradale questa mattina sulla statale 514, la Ragusa-Catania, ma sono stati coinvolti 3 operai che erano in quel momento impegnati nei lavori lungo l'arteria. Nessuno è attualmente in pericolo di vita. Veronica Barbarino. Incidente stradale questa mattina sulla statale 514 Ragusa-Catania, in contrada Castiglione. Coinvolti 3 operai impegnati nei lavori lungo l'arteria. Secondo una prima ricostruzione, un mezzo in transito avrebbe impattato violentemente contro il veicolo utilizzato come scudo di protezione del cantiere ANAS, finendo poi per investire 3 operai nell'area di lavoro. L'impatto è stato violento. 4 ambulanze provenienti dalle postazioni più vicine sono intervenute per stabilizzare i feriti e predisporne il trasferimento d'urgenza. Gli operai coinvolti sono stati trasportati all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito rallentamenti. A quasi 120 giorni dalla frana di Niscemi, il costone continua a cedere e le abitazioni tornano a crollare nel vuoto. Intanto prosegue la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza e delle demolizioni nell'area a rischio, ma tra gli sfollati cresce la protesta. Non vogliamo contributi, dicono, ma risarcimenti. Gerry Italia.
A Niscemi le ferite della frana continuano ad allargarsi. Alla vigilia dei 120 giorni dal crollo del costone del 25 gennaio, il cedimento di un altro edificio già parzialmente distrutto ha riacceso i riflettori sulle abitazioni della zona nera. Nella fascia più esposta, quella che va dal ciglio della frana fino a 50 metri di distanza, è prevista la demolizione totale degli immobili. Un'area che dovrà essere completamente ripensata per evitare nuovi cedimenti come quelli del 25 gennaio scorso e del 12 ottobre del 97. La gestione degli interventi è affidata al commissario nazionale Fabio Ciciliano, che dispone di milioni di euro destinati sia alla stabilizzazione dell'area sia alla delocalizzazione delle abitazioni da abbattere, ma è proprio sui risarcimenti su quelle case che esplode la rabbia degli sfollati. Roberto, uno dei primi ad aver perso la casa, ha fatto fare una valutazione reale per ricostruire un'abitazione di 100 metri quadrati con i prezzieri regionali della regione siciliana. Tra progetto, sicurezza terreno, indagini geologiche e IVA servono circa 2.740 euro al metro quadro, ma le valutazioni presentate ad oggi non superano invece le 600. Ma io che ci faccio 150 euro? Ma in che mondo viviamo? Non lo so. Non è un contributo, è un risarcimento, perché la causa di questa frana sono loro, non siamo stati noi. Una richiesta che torna a scuotere una comunità ancora senza risposte definitive, mentre il fronte della frana continua a muoversi lentamente. È iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della flottiglia. Il ministro Tajani ha chiesto al suo omologo il rilascio e il rientro immediato dei 29 italiani fermati dall'IDF. Intanto in un video si vedono gli spari della Marina Militare Israeliana contro gli attivisti. Emanuela Corsi. Proiettili di gomma sparati contro gli attivisti. Emergono nuovi inquietanti dettagli sull'azione della Marina Militare Israeliana per fermare le 54 imbarcazioni della Global Sumut Flottiglia. A rivelarlo in un video è la portavoce Maria Elena Delia. Le navi della Marina Militare Israeliana stanno sparando proiettili, stanno già compiendo un atto criminale. Su questo atto criminale ci mettono sopra anche l'utilizzo delle armi. Intanto nel porto di Ashdod stanno sbarcando i primi partecipanti alla missione umanitaria fermati dall'IDF. Lì potranno incontrare i legali e verranno sottoposti alle operazioni di identificazione. Il ministro degli esteri Tajani nella notte ha avuto diversi contatti con il suo omologo israeliano Gideon Sa'ar affinché i 29 italiani presenti nel convoglio vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto. Il titolare della Farnesina avrebbe chiesto anche chiarimenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Tra i nostri connazionali c'è anche il ricercatore catanese Alessio Catanzaro. È un ragazzo che generosamente si è messo a disposizione per la causa contro il genocidio di Gaza, insomma, in cui siamo tutti coinvolti. Intanto 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. E intanto un breve video diffuso dal giornalista israeliano Amit Segal sul proprio canale Telegram mostra gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod, costretti a stare a terra in ginocchio dentro un tendone. Nelle immagini li vediamo inoltre con le mani legate e le fascette. Intanto il ministro Tajani ha annunciato che stasera rientreranno i primi 2 italiani. Si tratta del parlamentare Caro Tenuto e del giornalista Mantovani. Voltiamo decisamente pagina. Emergenza acqua e protesta davanti al comune di Agrigento. Questa mattina il sit-in dei residenti di Maddalusa, che hanno mostrato anche le tessere elettorali in segno di protesta in vista delle amministrative. Davide Sardo. Protesta davanti al comune di Agrigento per l'emergenza acqua. I residenti di Maddalusa sono scesi in strada con un sit-in, in mano anche le tessere elettorali come segnale di protesta in vista delle imminenti elezioni amministrative. Io sono pure disposto, come tutti gli altri, caccia cartella elettorale, io la butto nella spazzatura e non vado a votare come tutte queste persone che sono qua e ancora ne stanno arrivando. Vediamo di risolvere questo problema, perché a casa abbiamo bambini, persone anziane, persone malate, come ci dobbiamo organizzare?
Maddalusa è una zona urbanizzata, ma non è ancora servita in modo stabile dalla rete idrica pubblica. Per questo molte famiglie dipendono dalle autobotti private. Il blocco del servizio ha lasciato diversi nuclei familiari completamente senza acqua, con gravi disagi anche sul piano igienico. Nemmeno gli animali si trattano così. Il sindaco l'ho chiamato fino a poco fa, mi ha detto ora vengo, invece è scappato. Questo è il sindaco di Agrigento. L'acqua è un bene primario per tutti. Noi abitiamo lì da una vita, adesso perché è successo tutto questo marasma? Non lo spiegano. Un messaggio chiaro che arriva dai residenti, pronti anche a consegnare le tessere elettorali come gesto di protesta e a minacciare l'astensione al voto. La richiesta è netta: acqua subito è una soluzione definitiva a un problema che non può più essere rinviato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per il report di Save the Children, davvero desolante per quanto riguarda i minori disagiati nell'isola. E siamo tornati in studio, un report di Save the Children censisce oltre 24.000 minori in aree fragili di Palermo, Catania e Messina, tra percentuali di abbandono degli studi, disoccupazione e accessi a mense superiori, a medie comunali. Sentiamo Francesco Triolo. Povertà, dispersione scolastica e giovani senza lavoro è il quadro che emerge dal nuovo rapporto di Save the Children dedicato alle aree più fragili di Palermo, Catania e Messina. Secondo lo studio, nelle 3 città siciliane vivono oltre 24.000 minori in condizioni di forte disagio sociale ed economico. Più di 14.000 si trovano a Palermo, quasi 7.000 a Catania e circa 3.000 a Messina. Numeri pesanti soprattutto sul fronte della povertà. Nelle aree considerate più vulnerabili vive in difficoltà economica oltre il 60% delle famiglie a Palermo e Catania, quasi 1 su 2 a Messina. Preoccupano anche i dati sulla scuola, l'abbandono scolastico e le bocciature superano nettamente le medie cittadine. A Palermo il fenomeno riguarda quasi il 18% degli studenti, a Catania oltre il 15%, a Messina quasi l'11%. E poi il tema dei cosiddetti NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. A Palermo e Catania più di 1 su 2 tra i 15 e i 29 anni si trova in questa condizione. A Messina quasi 4 ragazzi su 10. Save the Children chiede ora interventi strutturali e più spazi educativi nelle periferie, parlando di un'emergenza sociale che rischia di segnare il futuro di migliaia di giovani siciliani. Adesso a Catania torna alla luce la spiaggetta di sabbia vulcanica di San Giovanni Licuti, grazie all'intervento di ripristino avviato dal Comune di Catania, che si concluderà in pochi giorni. La furia del ciclone Harry l'aveva quasi cancellata. Desire Ferlito. Senza la spiaggia non è San Giovanni Licuti, deve avere la spiaggia, no? Le ruspe scavano tra i massi lavici, il rumore dei mezzi si mescola al mare e lentamente la spiaggia riappare. È tornata nei tempi giusti. San Giovanni Licuti per me è un punto di riferimento. Alle mie spalle vedete la ruspe in azione e torna piano piano visibile la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Qui fino a poche settimane fa c'erano i grossi massi trascinati dal ciclone Harry e la città di Catania prova a riprendersi uno dei luoghi più iconici della sua città. Contentissima, tant'è vero che ho deciso di venire qua. Basterebbe un po' di pulizia, secondo me, e tenerla bene la spiaggia, saremo felici noi. Il Comune di Catania ha avviato un intervento straordinario di rimozione dei grandi blocchi trascinati a riva dal moto ondoso. Un'operazione promossa da 3 assessorati alle manutenzioni di Giovanni Petralia, al mare di Andrea Guzzardi e alla protezione civile di Daniele Bottino. I lavori dureranno una settimana, giusto il tempo per consentire le prime tintarelle. L'intervento garantirà circa 400 metri quadrati di arenile, a ridosso del tradizionale solarium quasi ultimato. Prendo il sole, faccio il bagno. Abbiamo il mare in città, io anche d'inverno vengo. Ed è una fortuna? Davvero.
Relazioni sempre più artificiali, cresce il numero di persone che si lega emotivamente a chatbot e intelligenze artificiali progettate per ascoltare, consolare e non contraddire mai. Oggi alle 14.30 in diretta dopo il TG, Eva Spampinato affronterà un viaggio nel nuovo mercato dell'intimità digitale in compagnia del sociologo dei media digitali dell'Università di Catania, il professore Davide Bennato. I vostri messaggi possono arrivare alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. La trasmissione sarà anche in diretta streaming sul sito siciliaweb.it. Adesso ci fermiamo ancora e poi c'è una nutrita pagina dedicata al calcio. Siamo al calcio, oggi il giorno della semifinale di ritorno, playoff per il Palermo che al Barbera attende il Catanzaro ai rosanero per andare in finale, però serve una vittoria sonante con almeno 3 gol di scarto. Marco Gullà. I tifosi del Palermo credono alla grande impresa. Ieri sera hanno supportato la squadra in attesa del ritorno contro il Catanzaro, in programma stasera al Barbera. In palio c'è la finale playoff con il Monza che ha eliminato la Juve Stabia. Difficoltà da massimo livello. Il Palermo deve vincere con 3 gol di scarto. Una mission quasi impossible. Appunto quasi, perché il calcio ci ha abituato che anche l'impossibile può diventare possibile. È stata una giornata storta, è inutile tornarci su, abbiamo sbagliato tutto, però io spero che domani torni la squadra che da Entella in poi ha riconquistato fiducia ai propri tifosi, quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi. Inzaghi sta valutando anche un cambio modulo per dare maggiore propensione offensiva alla squadra, un 4-2-3-1 con 3 trequartisti, Palumbo, Leduaron e Jonsen alle spalle di Poyampalo. Bani non sta al meglio, ma stringerà i denti, vista l'importanza del match. Abbiamo già fatto questo tipo di partite nel nostro stadio, abbiamo abituato nel nostro stadio a essere qualcosa di magico quest'anno, per cui è chiaro che la gente ci ha dato tantissimo, abbiamo uno stadio che nessuno ha, che potrà fare la differenza, anzi sono sicuro che sarà una bolgia, sono molto contento che stasera i tifosi verranno a caricarci. Al Barbera in oltre 30.000 sperano nel miracolo sportivo, nessun tifoso ospite per il divieto di trasferta, fischio d'inizio alle 20. Ma questa sera c'è anche l'impegno del Catania al Massimino per il ritorno dei playoff, quarti di finale con il Catania che ospita appunto il Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Donnarumma e Jimenez dal primo minuto dovrebbero essere la novità di formazione. Al Massimino attesi intanto 20.000 spettatori. Francesco Triolo. La prestazione prima del risultato, anzi dei 2 risultati su 3 che permetterebbero al Catania di qualificarsi alle semifinali dei playoff. Mimmo Toscano è stato chiaro alla vigilia della partita di questa sera al Massimino che vedrà i rossazzurri affrontare il Lecco dove vuole fare valere il ruolo da testa di serie, il fattore campo. Dopo lo 0-0 dell'andata alla squadra di Toscano basterà non perdere, ma l'allenatore ha puntato molto sul concetto del gruppo, della squadra. Io ho detto ai ragazzi che si vince tutti insieme. Vanno in campo 11 alla volta, ma tutti sono in grado di determinare. L'hanno dimostrato nell'arco della stagione, ma anche domenica, che chi subentra ha sempre cambiato la partita, anche perché c'è un vantaggio, è più fresco, vede quello che serve per cambiare le cose, quindi abbiamo bisogno di tutti. Il Lecco recupererà 2 giocatori importanti come Metlika e Duca, sarà una gara diversa rispetto a quella dell'andata. Toscano ne è convinto. Io credo che farà una partita diversa rispetto a domenica, soprattutto per gli interpreti che metterà in campo. Se recupera quei 2 centrocampisti, Metlika e Duca, hanno caratteristiche diverse da quelli che hanno giocato domenica, ma a prescindere dall'avversario che l'abbiamo già tastato,
è la nostra prestazione che farà la differenza. Il Catania, detta ancora il tecnico, ha acceso i motori dei play-off, si è ambientato nel clima delle partite e sa che l'aspetto mentale è fondamentale. Rispetto al match d'andata restano fuori Corvari e Lunetta, quest'ultimo destinato a saltare anche le semifinali. Rimane in forte dubbio Di Noia, Pieracini a posto. La novità potrebbe riguardare il ritorno dal primo minuto di Donnarumma a sinistra e Jimenez titolare sulla tre quarti al posto di Bruzzaniti. Il pienone allo stadio è scontato, la spinta di 20.000 tifosi rossazzurri sarà fondamentale, non ci saranno tifosi ospiti dopo gli incidenti dell'andata. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, dalle 20 il via, 3 ore live con diretta stadio. E fin qui i nostri servizi, le voci degli allenatori, ma adesso i tifosi sia a Palermo che a Catania sono certamente colpiti dalla febbre playoff. Le loro aspettative al microfono di Tonino De Mana. Tutto in una notte, a caccia di speranze e perché no, di sogni. Palermo e Catania si giocano un'intera stagione e lo fanno con stati d'animo differenti. Serve l'impresa ai rosanero che dopo la batosta di Catanzaro hanno un solo risultato, vincere, e con 3 reti di scarto. Se non è un miracolo sportivo ovviamente, poco ci manca. In ogni caso, in molti credono nella rimonta. 3-0 per il Palermo. Speriamo almeno 5-0. 4-1 per noi. Dal rosanero al rosazzurro con il Catania che deve gestire lo 0-0 dell'andata. Qui la parola d'ordine è niente calcoli. Non c'è mai niente di sicuro, ma comunque se abbiamo una buona probabilità di passare. Quando andarsi mai si dice nella vita. Il Catania questa sera deve vincere. Cosa ha fatto il Catania all'andata? 0-0. E cosa farà al ritorno? Spero 2-0. 2-2 però qualificati. 2-2 significa soffrire fino all'ultimo però. Mi pare che il Catania faccia questo da un po' di tempo. Per cui... Il cardiologo ce l'ha buono lei? Ottimo. Atmosfera delle grandi occasioni sin dal mattino, con la tensione che però gioca brutti scherzi. Non si dorme. Per insonnia o cos'altro? No, per la partita, solo per questo. Lei non è un tipo che non dorme la sera quando c'è il Catania? Completamente, già sono preparato per la partita. E che cosa mangia a pranzo? Non lo so ancora. Forse manco mangio, perché non mi cala niente. Dopo le 22:30 si potrà pensare anche alla cena, con la speranza che sia una dolce notte. E le interviste ai tifosi del Palermo erano del collega Marco Gullà. È finita questa edizione di Sicilia 24, il nostro telegiornale tornerà questa sera alle 19. Vi lascio adesso con Eva Spampinato e il suo spazio dedicato a Sicilia 24 Focus. A tutti un buon proseguimento di giornata.